Giganti Orizzonti Blu, siamo a Lignano Sabbiadoro, la principale località turistica del Friuli Venezia Giulia, quasi il 50% del turismo regionale. Oggi presente il governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy e l'assessore al turismo della regione autonoma, il dottor Enrico Bertossi. Sono all'interno di questo motorhome, stanno appunto degustando i profumi di Dante Ferro e anche il percorso importante di questa località turistica che si presenta per la prima volta, sperando come ogni anno di conseguire sempre migliori successi. Ernest Hemingway, che scoprì questi luoghi ai tempi della Grande Guerra, li trovava simili alla Florida. In effetti Lignano si distingue per la sua grande estensione di spiaggia e per avere un unico scopo, il divertimento dei suoi ospiti. Qui, dove da diversi anni è issata la bandiera blu per la tutela dell'ambiente, troverete tutto, perché a impreziosire Lignano sono in realtà 3 favolose città pensate per la vacanza. C'è Lignano Sabbiadoro, città dei 1000 ristoranti, dei bar all'aperto, dei lunghi giri per negozi. Lignano Pineta, col passeggio elegante e l'ombra dei giardini che rende più piacevole il ritorno dalla spiaggia. Lignano Riviera, la zona più rilassante, immersa nel verde e nella tranquillità. Le scoperte, come succede in ogni parte della nostra regione, sono dietro l'angolo. Nello spazio di un giorno o di un pomeriggio avventuratevi nell'entroterra per alternare al gusto della cucina di mare quello della gustosa cucina friulana. Paesi come Precenicco, Marano Lagunare, Latisana e Palazzolo nascondono piccoli tesori d'arte e architettura che valgono una sosta. In Batana, la barca lagunare a fondo piatto o in bicicletta, lungo le seducenti piste ciclabili, si raggiunge la riserva naturale della Foce dello Stella. La magica luce della laguna, le anatre, gli aironi e altre innumerevoli specie di uccelli vi faranno sentire al centro un vero paradiso naturale. Questo è il testo della promozione del turismo FVG retto dall'assessore Enrico Bertossi, tutto un altro mare. Siamo con il governatore della regione autonoma Riccardo Illy. Un commento, governatore, su questa grande realtà turistica. È una stagione che si apre sotto i migliori auspici, nel senso che è iniziata prima di poterla inaugurare, il tempo è splendido e molto probabilmente lo sarà anche nei prossimi mesi. Lignano dà dei segni di vero e proprio risveglio, sono molti gli investimenti, le inaugurazioni in corso, l'impegno adesso deve andare in 2 direzioni, da un lato per una ulteriore qualificazione dell'offerta in termini di strutture per l'ospitalità, di ristoranti, di caffè, anche per tutta la parte riguardante l'Arenile. Dall'altra parte l'allungamento della stagione che può essere realizzato sfruttando impianti già esistenti come quello del Jet Tour, sia la piscina che il palazzetto dello sport, per ospitare soprattutto manifestazioni sportive di livello internazionale, ma anche il golf, per il quale c'è un progetto di ampliamento, ed eventualmente ulteriori iniziative come quella del parco tematico che è stata proposta da un altro imprenditore del Veneto, e ancora le terme marine che possono essere ulteriormente ampliate, migliorate proprio per ospitare turisti, se non tutto l'anno, ma certamente per più della metà. A lei faccio una domanda un po' particolare, Presidente Illy. Il Friuli Venezia Giulia dimostra di fare sistema, lo ha già dimostrato a Milano accanto al suo assessore Enrico Bertossi, ma anche in questa iniziativa abbiamo grandi industriali che sponsorizzano. Questa volta abbiamo la Fantoni, abbiamo la Illy Caffè, lo dico io, lei non lo può dire, abbiamo anche la Scuola del Mosaico di Spilimbergo, abbiamo anche la Seleco. Questo è un far sistema, diversamente da altre regioni d'Italia. È un far sistema che impegna anzitutto le istituzioni, quindi comuni, province, la stessa regione, le camere di commercio e poi le principali imprese che possono dare un contributo importante sia da un punto di vista finanziario che con i loro prodotti, e che possono evidentemente beneficiare della complessiva azione di promozione che fa Turismo FVG, che è una promozione ovviamente legata anzitutto al turismo, ma che in realtà promuove l'intero territorio e quindi anche le imprese manifatturiere. Ben volentieri dichiaro aperta la stagione balneare 2007 a Lignano.
Grazie. Siamo a Legnano Sabbiadoro con l'assessore regionale al turismo Enrico Bertossi. Dopo l'apertura di questa importante stagione estiva abbiamo sentito anche il governatore della regione autonoma Riccardo Illy, che ha giustamente visto lo stand di Milano, che era il più bello di tutti, questo grande sistema, ma soprattutto un sistema voluto dai friulani, assessore Bertossi, dal lavoro che state facendo. Con il lavoro di questi anni abbiamo riscoperto l'orgoglio di far parte dell'organizzazione turistica del Friuli Venezia Giulia, abbiamo abbandonato la modestia e ha ripreso la grande voglia di fare, la gran voglia di lavorare. Siamo determinatissimi a rilanciare il turismo regionale, qui a Lignano c'è ottimismo, c'è orgoglio, c'è esperienza, c'è laboriosità, tutti gli ingredienti che faranno di Lignano Sabbiadoro la punta di diamante anche di questa stagione estiva. Lei però va anche a Grado oggi, parliamo anche delle altre località, assessore Bertossi. Tra Lignano e Grado facciamo il 75% delle presenze turistiche della regione, due località fondamentali, tra le migliori al mondo dal punto di vista del turismo balneare. Crediamo che non esista una coppiata così forte in Italia e in Europa. Siamo convinti che quest'anno tutti i nostri turisti, visitatori stranieri e italiani troveranno la massima ospitalità, si divertiranno, vedranno anche delle cose nuove, ma soprattutto potranno visitare tutta la regione che supporta queste due località con le sue bellezze ambientali, architettoniche, storiche, archeologiche e soprattutto con il turismo enogastronomico.